Poi vado a dormire da amici. Un sindaco del Movimento 5 Stelle c'è già in Veneto, il primo cittadino di Mira nel veneziano, e quel voto amministrativo è stato lo specchio di quello che l'Italia intera stava meditando. L'onda dei grillini era pronta a invadere il Parlamento e così è stato. A livello nazionale i 5 Stelle sono la vera sorpresa annunciata di queste elezioni politiche. Un movimento che tra Camera e Senato, anche se si parla ancora di dati parziali, totalizza più del 20%, 24,17% in Senato, e diventa il primo partito. Secondo il Partito Democratico, terzo il PDL, ma nella coalizione il Veneto resta la roccaforte del centrodestra, anche se la Lega incassa una batosta, anche se largamente preannunciata, e già si registrano le frizioni con gli alleati del PDL. Per Flavio Tosi il Carroccio paga proprio il sostegno al Cavaliere, non si meraviglia che i leghisti delusi abbiano votato Grillo, lo ha sempre sostenuto, e rilancia il suo progetto di movimento allargato a chi tradizionalmente non vota Lega Nord. Mentre Luca Zaia glissa sulla debacle verde, evidenziando che il vero sconfitto di questa tornata elettorale è la lista Monti, che si assesta intorno all'11%. La coalizione di centrodestra si aggiudica il premio al Senato. Alla Camera, in Veneto 1, la coalizione del centrodestra, secondo le proiezioni parziali, segnano il successo del centrodestra con un 31%, centrosinistra il 24,2% e sempre primo partito il Movimento 5 Stelle al 24%, che nella circoscrizione Veneto 2 raggiunge addirittura il 26%. Dati che alla Camera nazionale danno il Partito Democratico primo partito al 27%, il Movimento 5 Stelle al secondo posto con il 25,6% e il PDL al 19%. Un PDL che Regione Veneto sorride per la ripresa, una ripresa anche del dialogo in Consiglio regionale. A Palazzo Ferrofini sono cambiati gli equilibri. Si può dire che in Italia e in Veneto c'è crisi del bipolarismo ed è iniziata l'era del grillismo, che ora dovrà fare politica di proposta.